C'è allarme degli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale per le ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano a causa del caldo record che investirà da oggi la Sicilia, con la colonnina di mercurio che potrebbe raggiungere in settimana i 40 gradi ad Agrigento e Siracusa e 39 a Catania e Ragusa. Secondo i sanitari, l'ondata di calore rappresenta un serio pericolo per la salute, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. Di fatto, spiegano i medici, il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea e chiariscono che il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in determinate condizioni ambientali questo non è sufficiente. Una umidità eccessiva impedisce al sudore di evaporare, con il calore corporeo che aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare organi vitali e cervello. Temperature eccessivamente elevate possono provocare dunque disturbi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. Bere molta acqua, evitare di uscire nelle ore più calde e assumere tanta frutta e verdura sono comportamenti che possono aiutare a fronteggiare l'emergenza.